Io, raga, precisamente, che ve dovrei dire? Che cosa vi dico della partita di oggi? Cosa vi dovrei dire? Non lo so, non lo so, non lo so, non... La prima scoppola della stagione, ragazzi. Radunovic. Diamo Vicario all'Empoli, diamo Vicario. Che poi Vicario ha fatto bene ad andarsene, perché se uno non punta su di lui è chiaro che poi lui va in una squadra che punta su di lui. Come è ovvio che sia. Noi siamo andati a prendere Radunovic. Fenomeno. Fenomeno. Che a quanto pare c'ha la testa solo per dividere le orecchie. Complimenti. No, vabbè. C'è veramente poco da dire alla fine. Abbiamo fatto ridere, anche se abbiamo fatto piangere più che ridere. Semplici, poi lo stanno nel quadro adesso, c'ha sempre sta faccia che pare gli è morto costantemente il gatto. E cos'altro di veramente, cioè non so cosa dire, penso che se si cerca su Wikipedia la definizione imbarazzante o sul dizionario Zanichelli, spunti fuori la rosa che ha disputato oggi la partita. Imbarazzanti, veramente. Adesso Seter che non riesce nemmeno a capire dove sta la palla. Ma guarda, guarda che rilancio che ha fatto dietro Seter. No, vabbè. Male, male, male. Male, male. Questo succede quando non costruisci una rosa degna di poter essere definita tale. Questo succede quando hai dei buoni prospetti in rosa, ma preferisci puntare su gente che in due squadre di Serie B ha fatto meno di 10 gol in 2 anni. Va bene così. Oggi sinceramente faccio fatica a trovare un qualcuno che abbia giocato meglio di qualcun altro. I soliti Nandez e Joao, ma qui c'è da piangere. Qui c'è veramente da piangere. Stiamo a vedere come verrà completata, se possiamo usare questo termine, la rosa, il 31, che tra l'altro mi troverete in live su Twitch per la fine del calciomercato. Però veramente male male. Male male. Meriti al Milan, per carità. Senza ombra di dubbio, il Milan non ha fatto nemmeno tutta sta grande partita. Poi ecco che volevo dire. Ma semplice che fino al 75esimo non si sveglia a fare i cambi, anzi pure dopo. Forse era 78esimo quando ha fatto i primi cambi. Cioè io non lo so, non lo so. 4-1. 4-1. Bene così. E niente ragazzi, detto questo il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Così non si va lontano, eh.